Gentili telespettatori, benvenuti a questo approfondimento che vi propone la redazione di TVA Notizie. Oggi vogliamo parlare di ultimi, vogliamo parlare di coloro che versano in stato di indigenza e lo facciamo con un parterre di ospiti che ciascuno per la propria parte ha avuto un rapporto e ha quotidianamente un rapporto con i poveri. Prima di cominciare vogliamo ricordare che è un dato del 2021, ma anche quest'anno si riconferma il trend. I poveri assoluti nel nostro paese sono stati 5.600.000, di cui 1.400.000 sono bambini. Questo emerge da un rapporto della Caritas. Chi sono questi poveri? Sono italiani, sono stranieri, ma sono anche giovani senza un futuro, sono famiglie non in grado di poterli sostenere nel costruirlo. Diciamo che l'emergenza di questo biennio di pandemia e l'assurda guerra in corso ha inferto un colpo mortale agli ultimi, proprio perché adesso si sono aggiunti nuovi poveri che si trovano in quello che una volta era il ceto medio, che adesso non riesce ad arrivare a fine mese, anzi addirittura ha grossissime difficoltà ad immaginare un futuro. Quindi diciamo una schiera che si è notevolmente involtita e che noi oggi vogliamo in questa sede un po' cercare di portare a galla, stimolare le coscienze proprio per capire quanto sia necessario un aiuto nei confronti di questo ampio spaccato della nostra società. Ne parliamo con Suor Maria Grazia Pillitteri, responsabile della comunità Porta Aperta, che gestisce anche la mensa della solidarietà. Ne parliamo ancora con Marco Bullo, che è assessore comunale alla solidarietà sociale, con la professoressa Giovanna Cavaleri, presidente dell'associazione Generazione Consapevoli, e ancora con Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL, e con Jose D'Alessandro, vicepresidente dell'associazione Volontari di Strada. Come vedete sono tutti esponenti di quella nostra società che ha un contatto diretto con questo fenomeno e oggi qui ce lo può raccontare. Suor Maria Grazia. Purtroppo quotidianamente siamo portati a raccontare immagini di cronaca che parlano di imprenditori disperati, di anziani che vengono filmati mentre frugano nei cesti della spazzatura, ma anche di genitori separati, di coppie che dormono in auto. Suor Maria Grazia, chi sono oggi i poveri? I poveri sono tutti questi praticamente che sono stati nominati, ma i poveri, ecco, per eccellenza sono quelli che non hanno la sensibilità, che li mette nelle condizioni di cercare altre vie sinergiche per poter lottare contro la povertà. E quella credo che sia la povertà più nera, cioè l'insensibilità. L'andare avanti così come se, diciamo, il discorso della povertà riguardasse delle persone specifiche o delle associazioni che sono preposte a questo. Invece l'unione fa la forza. Se non c'è, ecco, una forza sinergica, qualcosa veramente che impone, che nasce spontaneo, che sgorga, naturale, diciamo, dal profondo del tuo essere, e sei consapevole che tu puoi fare qualcosa anche con la tua piccola goccia nel mare della solidarietà, la povertà ne avrà ancora molto da resistere. E credo che questo tipo di povertà, diciamo quella dell'indifferenza, credo che sia la povertà più nera, perché le altre povertà in un modo o in un altro, ecco, si possono anche servire, si possono gestire.
basta semplicemente, diciamo, un po' essere capaci, ecco, di reperire dei fondi, eccetera, ma la povertà che è legata alla incapacità, ecco, di sentirsi in relazione con l'altro, di sentirsi in cultura con l'altro, di sentire che, diciamo, dipende da te, dal tuo confronto con l'altro, dal tuo amore per l'altro, dal tuo, diciamo, interagire in maniera propositiva per poter mettere insieme tutte le tue energie, tutte le tue capacità, tutto quello che sei capace, ecco, di tirar fuori, diciamo, dalla tua profondità, dalla profondità del tuo essere, dalla tua maturità umana prima ancora che cristiana, ecco, se questo manca, ecco, viene a mancare per davvero. Una società empatica sotto questo punto di vista, quella che si è comunque costituita nell'ultimo periodo. Sì, in effetti, diciamo, c'è anche tanta carenza, diciamo, di solidarietà, anche se ce n'è tanta ed è tanto carente, perché diciamo, siamo più facili, diciamo, un po' a commuoverci perché se a qualcuno manca un vestito, manca un pezzo di pane, però quando poi ti ritrovi, diciamo, ad essere tu, ecco, la risposta, il pane che l'altro deve mangiare, allora quello diventa un po' più problematico, anche perché ti compromette un tantino di più. Lavorare, lottare per la povertà è semplicemente lavorare e lottare così come fece Cristo, che ebbe e continua ad avere le mani in pasta laddove c'è un povero che grida a lui e ha bisogno di essere ascoltato, ha bisogno di essere promosso. Quindi c'è un discorso di promozione umana che viene ancora prima, diciamo, del pezzo di pane che gli devo dare. Il ruolo svolto dall'associazionismo sotto questo punto di vista è fondamentale. Diciamo che una grandissima parte del fenomeno viene lenito con l'impegno dell'associazionismo. Sentiamo Valerio Landri della Caritas. Valerio Landri, responsabile della Caritas ad Agrigento. Quanto è importante la funzione che voi svolgete nel nostro territorio? Beh, il nostro servizio ha un ampio spettro perché comunque prende intera realtà provinciale, quindi tutta la diocesi di Agrigento. Chiaramente il nostro servizio prevalentemente si svolge su questa città e chiaramente il nostro è un punto di osservazione privilegiato. Grazie al nostro centro di ascolto l'anno scorso abbiamo potuto ascoltare circa 4.900 persone che rappresentano chiaramente le loro famiglie, quindi immaginate il numero delle povertà che vivono il nostro territorio. Il nostro compito è quello di ascoltare e di provare ad immaginare dei percorsi di accompagnamento insieme alle persone che si rivolgono a noi. Proviamo ad evitare che di essere concepiti come un bancomat o come un erogatore di servizi. Il nostro compito è un compito pedagogico, un compito di accompagnamento, quindi proviamo insieme alle parrocchie di riferimento a cui appartengono queste persone a iniziare un percorso che possa portarli, lo speriamo, all'uscita dalla loro situazione di bisogno. Come lo facciamo? Offrendo un sostegno all'abitare, quindi aiutando le persone anche a sostenere le spese per la loro abitazione, e sono sempre di più le famiglie che non possono permettersi di pagare le utenze o le rate del mutuo o gli affitti. Un sostegno allo studio, sono tantissimi i ragazzi che hanno difficoltà a vedere realizzato il loro diritto allo studio perché non possono permettersi l'acquisto di libri o dell'autobus per andare a scuola o della mensa scolastica. Un sostegno alla salute, sono tantissime purtroppo le persone che non si curano perché non hanno i mezzi per farlo e ormai curarsi sappiamo quanto possa essere dispendioso. Nascondiamo anche un sostegno per quanti muoiono nella totale povertà e hanno bisogno di un aiuto per i loro parenti per pagare le spese funebri. A tutto questo si aggiunge tutta l'azione di formazione che facciamo per le Caritas parrocchiali, sono circa 32 sul territorio della nostra provincia che vengono coordinate da noi e vengono formate, la promozione del volontariato ma anche l'attività all'interno del carcere Petruse. Adesso iniziamo anche con Sciacca, il nostro sportello di ascolto all'interno del carcere. Abbiamo anche attività di educazione dei giovani, tantissimi progetti con le scuole per educare i nostri giovani alla cittadinanza attiva, dall'uso responsabile dei beni, al consumo critico, alla salvaguardia del creato. Ci sono anche tante attività che si fanno con i migranti. Il nostro obiettivo non è quello di predisporre dei centri di accoglienza, non è questo il nostro lavoro. Noi lavoriamo per l'integrazione dei migranti che vivono sul nostro territorio attraverso dei progetti mirati prevalentemente alle nuove generazioni.
Agrigento purtroppo risulta sempre essere agli ultimi posti per soglia di povertà. Sì, è un problema che ormai va avanti da tantissimo tempo, è una posizione in classifica che purtroppo non riusciamo, da cui non riusciamo a liberarci. Per questo motivo riteniamo che sia fondamentale lavorare per l'educazione delle nuove generazioni, perché molto spesso la povertà è legata ad una povertà culturale, anche a una rassegnazione che i nostri giovani hanno, sono ormai convinti di non riuscire a trovare su questo territorio il loro futuro, per questo moltissimi decidono di andare via. Credo che una delle più grandi povertà per il nostro territorio sia proprio questo, la perdita dei giovani. Sempre più giovani vanno via, abbandonano queste città, impoverendole in maniera purtroppo definitiva. Che tipo di sostegno, di aiuto ricevete dalle istituzioni pubbliche, ma anche dai cittadini? Beh, il Covid ha manifestato una grande capacità di donazione da parte dei privati, da parte delle istituzioni in realtà c'è una collaborazione nei limiti del possibile. Sappiamo che viviamo in un contesto che è molto povero anche da un punto di vista di servizi pubblici, ma anche per mancanza di fondi. Per questo motivo non riceviamo delle donazioni, dunque dei fondi, delle elargizioni dagli enti pubblici, ma lavoriamo attraverso le progettualità, quindi i progetti 8 per 1000, attraverso i progetti che presentiamo alle diverse realtà pubbliche e private. Quindi per noi la progettazione è fondamentale. Il ruolo della Chiesa in generale, com'è ad Agrigento e nella nostra provincia? Io credo che la Chiesa oggi stia svolgendo un grandissimo ruolo di ammortizzatore sociale. Se non ci fosse la Chiesa a farsi prossima, ad ascoltare, ad intervenire per supportare le persone che vivono un momento di povertà, credo che la situazione sociale sarebbe molto più grave. Credo che la prossimità che la Chiesa può garantire alle povertà sia un aspetto fondamentale, perché moltissime delle persone che si rivolgono a noi in realtà, al di là del bisogno economico, hanno proprio un bisogno di compagnia, di relazione, di orientamento. E questo è quello che la Chiesa può fare. Dall'intervista a Valerio Landri sono comunque venuti fuori tanti aspetti che andremo ad affrontare nel corso di questo incontro con i nostri ospiti. Uno su tutti comunque è questo ruolo del volontariato, dell'associazionismo, da Suor Maria Grazia alla Caritas fino ai volontari di strada. José D'Alessandro, vicepresidente, voi siete intervenuti tante volte per cercare di soddisfare bisogni fondamentali di famiglie indigenti. Mi riferisco al pagamento di bollette, di affitti, di spese impreviste, spese necessarie per la salute, il semplice pasto adeguato. Ecco, di fronte a tutto questo e con l'aggravarsi di queste situazioni determinate da pandemia e guerra, come vi siete trovati ad impattare su questo fenomeno? Avete continuato le consuete attività? Avete dovuto trovare altre strategie? Quali sono state? Noi operiamo sul territorio in forma strettamente privata. È un gruppo di persone volontarie che danno il proprio tempo assolutamente all'ascolto degli indigenti, tutti quelli che vengono a bussare alle nostre porte. E quindi abbiamo avuto grosse difficoltà nell'affrontare questo periodo terribile per tutti. Soprattutto durante il periodo della pandemia ci vedevamo costretti ad andare nelle case delle persone insieme al lavoro che facevano per esempio quelli della Croce Rossa. Anche noi andavamo a portare la spesa ai nostri assistiti che non potevano uscire da casa. Considerando che abbiamo al momento fisse come assistiti, che cerchiamo di soddisfare mensilmente più di 300 famiglie, considerate che la maggior parte di questi non sono assolutamente immigrati, non sono assolutamente stranieri, che è quello che ci viene sempre chiesto purtroppo. Sono persone come noi, persone che hanno perso il lavoro, persone che tentano di mettere su famiglia, quindi giovani coppie, separati, come faceva lei, riscontrava nell'elenco dei poveri
Adesso ci sono i nuovi poveri, e i nuovi poveri sono quelli che con dignità, con estrema dignità, quasi in silenzio, vengono a bussare alla nostra porta. Noi cerchiamo di fare quello che possiamo con le nostre forze. Il nostro unico contributo è quello dei donatori. Devo dire che Agrigento è una cittadina che dà tanto quando chiediamo, rispondono sempre ai nostri appelli. Certo non c'è la continuità, questo non ci dà la possibilità di fare tutto quello che vorremmo, però abbiamo continuato in questi 3 anni, perché di 3 anni si parla, a dare il nostro contributo con i pasti, con le medicine, con le visite, i pagamenti degli affitti e tutto quello di cui tutti noi che ci occupiamo di volontariato. Ancora quindi parliamo di questo ruolo che è pregnante e fondamentale dell'associazionismo e del volontariato. C'è un'intervista che abbiamo realizzato qualche tempo addietro ad Emanuele Farrugia, presidente del Lions, perché i club service molto spesso intervengono su quella necessità che c'è di fornire cibo. Vediamo. Oggi 26ª giornata nazionale della colletta alimentare, l'iniziativa ha visto il coinvolgimento di parecchia gente e anche dei vari Lions Club d'Italia, anche nella nostra città di Agrigento, grande la solidarietà mostrata dalla gente. In collaborazione con i LEO e con altre associazioni siamo qui presenti in questo supermercato a chiedere alla gente di fare un gesto concreto. Insieme al Banco Alimentare, i Lions hanno stretto la collaborazione col Banco Alimentare Nazionale, per cui siamo qui a disposizione come volontari per dare un contributo a chi ne ha di bisogno, pronti sempre in tutte le attività che il territorio richiede. Tanti volontari in tanti supermercati, e a tutti gli amici che questa sera si troveranno a fare la spesa chiediamo un contributo di generi alimentari, di quant'altro sia a lunga conservazione, per farla arrivare a chi realmente ne ha di bisogno. Alfonso Buscemi, è aumentata la povertà, anche quella delle famiglie, quella dei lavoratori dipendenti, quella di giovani coppie con figli, famiglie immigrate, che sono costrette a dover anche assolvere al compito di gestire figli che superano l'età in cui dovrebbero andare a lavorare e non trovano alcuna possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, quindi gravano su queste famiglie che già devono fare i conti comunque con salari ridotti all'osso. Ecco, queste categorie di nuovi poveri, c'è chi le tiene in considerazione, perché la percezione che comunque ha la gente comune è che nei palazzi del potere comunque non si badi tanto a questa gente. Io, con tutta onestà, prima di risponderle, sento il dovere di esprimere un apprezzamento a questa redazione televisiva, perché non capita tutti i giorni vedere una trasmissione televisiva che parla di poveri, non fa audience, fa probabilmente anche un po' male a coloro che non hanno una coscienza, non fa consenso. Quindi vedere questa televisione che parla con queste persone, che testimoniano come si sta in una società come la nostra, con quali sacrifici stanno queste persone e tutto quello che c'è dietro a loro sono i rappresentanti. E allora sento il dovere di sottolineare questo apprezzamento ai nuovi poveri. Non vorrei essere nei panni di chi ha responsabilità di governo, a tutti i livelli oggi, con i numeri che lei ha prima dato e con le testimonianze delle persone presenti impegnate nell'associazionismo, perché chi ha questa responsabilità probabilmente avrebbe qualche difficoltà ad addormentarsi quando vanno a legiferare o deliberare senza tenere conto dei numeri che lei ha detto. Ma al di là dei macro numeri, noi conosciamo tutti, perché abbiamo la fortuna di vivere in realtà tutto sommato anche modeste e piccole,
come è tollerabile che oggi si parla a livello nazionale di una flat tax, cioè una tassa piatta, si dice mediamente al 15%, per coloro che hanno redditi laddove possono essere persino utili per centinaia di persone, devono pagare la stessa tassa di chi oggi ha uno stipendio di 1.000 euro. C'è da vergognarsi con questi numeri e con queste cose. Quando questo governo dice di togliere il reddito di cittadinanza perché c'è gente all'interno di quella categoria che è occupabile, ma viva Dio, tu mi ci trovi il posto di lavoro se sei in grado e poi mi ci levi il reddito di cittadinanza, non al contrario. In una terra come la nostra, dove oggi la disoccupazione ormai non si riesce più a quantificare perché gente che non trova più neanche a cercare il lavoro, e lo vediamo perché a me capita spesso di incontrare una persona: dove sei stato? Sono anni che non ti vedo. Ma io sono emigrato da anni. Non abbiamo più i nostri ragazzi, se ne vanno in silenzio con grande dignità. Dove noi non abbiamo attività produttive, dov'è il lavoro? Io direi a questi due governi regionali: dov'è il lavoro? Nome e cognome, dov'è il lavoro? Noi non abbiamo attività produttive, che sono le aziende che danno il lavoro. Abbiamo poche aziende di servizi, e queste aziende di servizi che lavorano solo esclusivamente con la commissione, con la commessa pubblica, e lì non si vincono i concorsi, lì non ci sono i bandi pubblici, lì c'è il clientelismo puro. Sono d'accordo, però di fatto credo che una situazione così incancrenita sia frutto di tutta una mala gestione nel tempo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo almeno 20 anni che impoveriamo il tessuto sociale, perché sono 20 anni che riducono i trasferimenti verso le autonomie locali, che questi non hanno i soldi, diceva il rappresentante della Caritas, non riescono a trovare neanche ci ha provato, non ha fatto neanche polemica se i municipi non danno neanche un importo simbolico per fare la spesa il giorno di Natale o il giorno di Pasqua. Sono certamente un paio di decenni, ma questo non significa che oggi può essere giustificato, perché così è stato. I nuovi poveri, è chiaro, c'è gente che lavora e non riesce, e loro ne sono una testimonianza, non riesce ad arrivare a fine mese, perché questo provvedimento insensato di togliere un minimo di reddito di cittadinanza significa dare ancora manovalanza a poche centinaia di euro. Povertà a gente che lavora e non riesce ad avere il minimo indispensabile per una vita dignitosa. Marco Bullo, ciascuno di voi, come vediamo, fa emergere uno spaccato della vostra percezione della povertà, e c'è, possiamo dirlo, ribadirlo, una forte azione del volontariato, che però non può sostituirsi allo Stato e alle istituzioni per garantire quei livelli minimi di dignità a tutti. Senza ombra di dubbio lo Stato, le istituzioni, poi accaduta il municipio o i municipi, come diceva poco fa il segretario della CGIL, dovrebbero, diciamo, dettare le linee guida rispetto al problema. Però sfortunatamente le questioni di carattere economico, che nel tempo hanno creato quello che è come dire, un problema serio legato ai bilanci comunali che non consentono di poter mettere in campo delle azioni forti di carattere economico per andare poi ad come dire, integrare l'azione forte dell'associazionismo, perché noi dobbiamo dire, e parlo della nostra città, non voglio parlare di altre realtà, abbiamo questa grande fortuna, perché senza la presenza dell'associazionismo, senza la presenza delle suore di porte aperte, dei volontari di strada, di tutto quello che c'è attorno a questa rete sociale in città, la Caritas, non vorrei dimenticare qualcuno, tutto quello di cui abbiamo parlato rischierebbe di svanire totalmente, cioè saremmo veramente messi male, perché la casa comunale si trova in una situazione di disastro assoluto dal punto di vista economico, che non posso dire di avere creato o che abbiamo creato, ma che ci siamo ritrovati a causa di tutta una serie di questioni. Non voglio politicizzare l'argomento e nemmeno andare a ricercare responsabilità, ci siamo noi e dobbiamo affrontare il tema. Però
dobbiamo essere anche bravi nello sfruttare le opportunità che il governo nazionale ha messo a disposizione, e la pandemia sfortunatamente ha dato delle linee guida economiche, e il comune di Agrigento, devo dire, è un dato ufficiale, ha fornito in questi 2 anni ben 2,5 milioni di euro di aiuti tra buoni spese e pagamento delle utenze, e quindi grazie a quell'intervento siamo riusciti a poter dare un sollievo alle famiglie che hanno fatto richiesta. È una città dove la povertà cresce, è una città dove c'è un disagio sociale forte, dove c'è soprattutto una questione legata al disagio abitativo, che anche qui il comune non riesce ad affrontare per tutta una serie di questioni, per tutta una serie di dinamiche. Vedi anche la gestione delle IACP, tutto quello che è l'abusivismo delle abitazioni anche, diciamo, di carattere pubblico, e anche lì un intervento forte che dovrebbe essere fatto, però realmente se non le costruiamo le case, se non troviamo le risorse per farlo, il problema rimane. E c'è un tavolo permanente aperto con la Caritas su questo tema, stiamo cercando di affrontarlo, ma c'è il tema anche più importante che è stato proposto dalle suore della comunità missionaria di Porta Aperta, a cui va la mia gratitudine, nel periodo natalizio, con quel tema sulla povertà, con quell'incontro fatto al Teatro Pirandello, che credo che bisogna partire da lì e dobbiamo mettere in campo il desiderio di fare la rete. Con la rete riusciamo a poter sostenere in un certo senso quelle che sono le dinamiche gravi della povertà che ad Agrigento c'è, esiste, è in crescita, e tutto quello che diceva poc'anzi il segretario generale della CGIL crea, come dire, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, e anche delle scelte di governo che non vanno verso la direzione di aiutare i poveri, diciamo, mettono in difficoltà. È ovvio che però siamo in uno stato a volte birichino, perché si va il problema del reddito di cittadinanza è legato anche a tutte quelle questioni dove qualcuno, i furbetti che non aiutano il sistema, cioè sostanzialmente il vero povero rischia di rimanere senza il reddito, e chi in questi anni ha, tra virgolette, anche, non vorrei dire rubato, ma in un certo senso approfittato di una opportunità o possibilità che il governo aveva messo in campo, sta creando ora delle discrasie, e poi si fanno delle scelte sfortunatamente di carattere politico che non vanno a guardare la reale esigenza dei territori o delle singole famiglie. Giovanna Cavaleri, un giovane figlio di un cassintegrato o di un genitore che perde il lavoro a 50 anni non ha le stesse possibilità di costruire un futuro che hanno altri. Allora io le chiedo, poi sono i giovani, sono quelli che devono accontentarsi di lavori precari, sottopagati, comunque di rinunciare a un futuro. Lei dal suo punto di vista, generazioni consapevoli, ne parlava poco fa Valerio Landri della necessità di educarli anche in questo senso. Ecco, qual è la sua percezione? Intanto lei parlava di nuove povertà, e io penso che questo sia un punto determinante. Un giovane che già si trova in uno stato di disagio economico sicuramente nei confronti degli altri non avrà la possibilità, parliamo proprio di possibilità, di avere le stesse opportunità. La nostra associazione Generazioni Consapevoli nasce proprio da questa consapevolezza che magari riprendo il discorso di Suor Maria Grazia, che parlava di una povertà ancora più difficile da combattere, magari se c'è la mancanza di qualche cosa si reperisce. So bene come funziona, avendo collaborato con entrambe le associazioni. L'Agrigentino risponde, ancora risponde quando c'è un bisogno e qualcuno chiama, c'è la risposta, però ci sono quelle risposte non date, anzi quelle domande che nemmeno vengono fatte, e sono proprio le domande dei nostri giovani, e sono le domande che noi anche possiamo percepire da tutto quello che sta avvenendo nelle nostre strade, il disagio giovanile, risse, movide sfrenate, senza limiti, senza freno. Cosa sta accadendo? E come si può intervenire? La povertà educativa è uno dei temi, secondo me, centrali, poco affrontati
perché magari immediatamente si cerca di tamponare un problema, ma non di andare a fondo. La nostra associazione è nata proprio con questa esigenza di provare ad aiutare, a sostenere tutte quelle istituzioni educative che esistono da sempre, che sono importanti, quelle principali, la scuola, la famiglia, ma in mezzo tra la scuola e la famiglia manca qualcosa, la Chiesa, manca qualcosa. E allora là siamo nati noi, ovviamente con una finalità, non con un sogno di poter cambiare chissà che, ma con la consapevolezza che mettendo in campo le competenze di docenti, di dirigenti, di medici, di psicologi, di genitori e creando rete con le altre associazioni, con le altre istituzioni, probabilmente qualcosa può migliorare. Suor Maria Grazia, entrando ancora nel merito di questa tematica che ha 1000 sfaccettature ed è complessissima da affrontare, l'economista Zamagni ha usato il termine aporofobia, ovvero una parola greca che vuol dire paura, ostilità nei confronti del povero, e mi piace in questa sede riprendere anche quello che lui esattamente ha detto per spiegare questo concetto. Lui dice che è una guerra sociale oggi scatenata dai penultimi nei confronti degli ultimi, perché le elite e i ricchi non hanno nulla da temere dalle politiche di cui parlano i governi. Questo è un altro aspetto che è fondamentale, importantissimo, che secondo me dobbiamo affrontare. C'è una guerra tra poveri pure. Vero, spesso e volentieri ci sono guerre tra poveri, anche perché può sembrare stupido, però è così. Se nel sacchetto che io preparo con il cibo, diciamo con il pranzo, primo, secondo, la tavola calda, il pane, per mia sfortuna ci metto magari, diciamo, un pacchetto con dei cornetti, perché so che in quel sacchetto in quella famiglia ci sono 3 bambini. E per sua, diciamo, sfortuna, colui che viene a ritirare il pacco di 5 lo apre e l'altro si rende conto che manca, diciamo, il cornetto che io ho dato per i bambini della famiglia nigeriana o per la famiglia, diciamo, italiana, dove ci sono veramente bambini, e io ho una particolare predilezione per loro. Viene, perché nel mio sacchetto non c'è? Perché non hai messo questo nel mio sacchetto? Perché me ne hai dato di meno? Se veramente, diciamo, certo che io ti ho dato di meno, o ti ho dato, diciamo, quello che ti spettava e quello che praticamente tu avresti, diciamo, avuto a tua disposizione, perché è quello che ti necessitava. Io, se ho dato questo all'altra famiglia, può essere magari che ci possa essere una svista. Noi non è che lavoriamo a livello di volontari, che prepari i sacchetti, magari possibilmente invece di mettere 4 pasti ne ha messi 3 inavvertitamente, perché poi diventa, ma questo diciamo, sono 100 pasti che noi, diciamo, prepariamo al giorno. È il campanello d'allarme però di qualcosa di più profondo, a mio avviso, Marco Vullo, cioè il fatto che c'è un malessere così diffuso a livello di queste fasce sociali, socio-economiche, che sono pronte a farsi la guerra, ma il problema è che, come dice l'economista, non sono i poveri, ma sono i penultimi che poi si scagliano contro gli ultimi. Dico, tutto questo il rischio è che diventi un sistema sociale che noi riscontriamo anche più diffusamente. Sì, il sistema rischia di non reggere. Si è verificato questo nel tempo. Sostanzialmente prima c'erano i ricchi, poi c'era una fascia di mezzo, dove lì si stava benino, o bene, o comunque si riusciva a vivere, e poi c'erano i poveri. Oggi si è appiattita totalmente questa seconda fascia con la terza fascia, perché, diciamo, c'è uno stato di povertà quasi unico. E allora
che è creato dai nuovi poveri, e inizia ad esserci questo, chiamiamolo quasi egoismo, no? In un certo senso, che è dettato da quella esigenza e da quella come dire, difficoltà che è anche di aspetto psicologico soprattutto, perché il soggetto che si trovava a stare in una condizione mediocre, che oggi si ritrova per tutte quelle cose che ci siamo detti in una condizione di disagio assoluto, inizia a crearsi nella sua testa una questione di disagio e di, come dire, voler restare nella stessa condizione di ricevere lo stesso aiuto, e se anche lo riceve, siccome non accetta quella condizione nuova in cui si trova, si crea questo stato di egoismo, ed è un aspetto abbastanza preoccupante e pericoloso. E sono le istituzioni, la società, tutto quello che è attorno alla società, la scuola, la chiesa, le istituzioni, l'associazionismo, il terzo settore e tutti, che dobbiamo riflettere attentamente e andare ad analizzare il fenomeno anche attraverso il dialogo e attraverso anche, come dire, cercare di creare momenti di confronto e di dibattito sul tema, perché è un fenomeno sociale in crescita e che non ci può fare stare senza ombra di dubbio sereni e tranquilli. Alfonso Buscemi, le povertà spesso, troppo spesso, incidono anche sulla possibilità del diritto alla salute. Ne accennava Valerio Landri, ne accennava, e noi cogliamo la palla al balzo perché comunque siamo consapevoli del fatto che chi non ha la possibilità di acquistare medicine, di pagare il medico, lo specialista, le prestazioni specialistiche, chiaramente non può fare prevenzione, chiaramente ha un'aspettativa di vita minore, c'è poco da fare. In questo senso, quanto l'autonomia differenziata potrà incidere ancora, dare un altro colpo a questa gente? Quando dico un altro colpo, credo che sia quello definitivo, perché ormai ci siamo. Tutti i dati ufficiali ci dicono che la prevenzione si è fatta benedire, perché sia gli anziani in particolare che i poveri non riescono più a potersi curare, non hanno più una sanità pubblica efficiente e di qualità, non c'è più una sanità pubblica che ti consente in tempi ragionevoli di farti una diagnosi. Quindi quella che era la battaglia della medicina, la prevenzione, ormai è stata abbandonata. Prevenzione non se ne può più fare perché non ci sono i soldi per curarsi. Quindi l'autonomia differenziata in questo caso, proprio in questo caso della sanità e della scuola in particolare, sarà il taglio definitivo per spaccare il nostro paese in maniera definitiva tra pochi ricchi e tanti poveri. L'economista ci ha disegnato un quadro purtroppo reale che davvero deve fare riflettere tutti noi. Anche l'assessore prima correttamente diceva che il reddito di cittadinanza rischia di pagare un prezzo, quella scelta politica, perché ci sono alcuni che hanno rubato, alcuni che se hanno rubato devono perdere il diritto e vanno puniti. Ma non per questo puniamo tutti gli aventi diritto perché ce ne pochi. Allora io mi chiedo, piuttosto che come sta succedendo, dice l'economista, dei penultimi che guardano gli ultimi, ma perché non andiamo a guardare i grandi evasori fiscali? Perché nessuno si chiede chi sono quelli che non pagano oltre 100 miliardi di tasse? Perché quando non si pagano 100 miliardi di tasse, poi non ci sono i soldi per la sanità e per la scuola. Chi sono coloro che speculano in borsa e pagano quando un impiegato di 1.000 euro? Chi oggi si arricchisce in borsa, chi ha i soldi e li investe nelle rendite finanziarie, paga il 26%. La professoressa ne paga oltre il 30%, l'impiegato ne paga oltre il 30%, l'ultimo degli arrivati che hanno 1.000 euro paga 800 euro, il 23%. Allora, lì bisogna incidere, la classe dirigente onesta, lì deve incidere, deve spiegare al popolo che non è l'ultimo il nostro interlocutore, ma è l'evasore, è il ricco, è la rendita finanziaria. L'autonomia differenziata, noi abbiamo il cartello sociale, CGIL, CISL, Willy e la Chiesa, anche qui perché va evidenziato il ruolo della Chiesa per quello che fanno con i propri volontari, per quello che fanno anche
con i preti all'interno della loro struttura. E noi abbiamo un rapporto con l'ufficio di pastorale sociale del lavoro eccezionale, perché davvero stiamo incidendo. Proprio ieri abbiamo chiesto un incontro al commissario dell'ASPI di Agrigento, perché all'interno di un contesto difficilissimo, dove il governo nazionale prima e soprattutto il governo regionale oggi ormai hanno ridotto la sanità pubblica a una cosa meschina, uno è terrorizzato, io ho 2 figli piccoli, sono terrorizzato all'idea di dover andare al pronto soccorso, perché lì devi pregare il Signore che nel frattempo arrivi qualcuno, e quando arrivi qualcuno non ci sia qualche problema serio. Allora, in questo quadro, sentire dire al governo regionale che c'è da fare un taglio di 120 milioni di euro, dove ad Agrigento abbiamo il 40% degli operatori sanitari in meno, noi abbiamo 4.000 posti in dotazione organica, attraverso delle leggi che negli ultimi anni hanno falcidiato la presenza degli operatori, perché noi ne avremmo dovuto avere oltre 5.000, ne abbiamo solo 2.000. È chiaro che poi c'è un problema serio di curarti, e in questo contesto ci vengono a dire che vogliono fare l'autonomia differenziata, dove si fotografano i livelli di assistenza al nord con quelli del sud e si stabilizzano. Quindi significa che quelli che hanno servizi di qualità avranno più soldi, siccome noi non abbiamo sostanzialmente servizi, soldi non abbiamo di bisogno. È una vergogna del governo nazionale per pagare il prezzo alla Lega, che sono 20 anni che vogliono la secessione. Oggi, siccome sono al governo, non la chiamano più secessione, la chiamano autonomia, con uno scambio attraverso Fratelli d'Italia che vuole il presidenzialismo, e poi però vediamo il governo regionale che è lo stesso colore politico di quello nazionale, che dice l'autonomia va bene, poi quando ti vengono a presentare il conto dei servizi siciliani non ci sono soldi. Grazie Alfonso Buscemi. Jose D'Alessandro, quante famiglie voi riuscite a raggiungere? Qual è la richiesta che avete e quella che riuscite a soddisfare? Allora, come dicevo poco fa, le famiglie che sono iscritte, abbiamo un elenco che comunichiamo alla Regione, sono circa 300 famiglie. A queste però dobbiamo aggiungere i saltuari, diciamo così, che vengono presso la nostra sede a chiedere aiuto. Per questo noi abbiamo una convenzione con il Banco delle Opere di Carità che ci fornisce mensilmente gli alimenti che poi noi andremo a distribuire. Diciamo che queste famiglie sono soddisfatte, per così dire, considerando che noi diamo i sacchetti della spesa una volta al mese, quindi è semplicemente un aiuto relativo. Consideriamo pure che per i bambini, soprattutto piccoli, non c'è niente, è solo da qualche mese che riceviamo degli omogeneizzati della pastina, per il resto dobbiamo provvedere noi. Infatti avevamo e riprenderemo a breve un progetto che si chiama Adozione in Vicinanza, attraverso il quale proveremo, devo dire che è stato ben accolto in tempi passati, proveremo ad aiutare delle famiglie con bambini piccoli con delle donazioni continuative, perché il nostro problema è questo. Come dicevamo tutti alla fine, la città risponde quando c'è un appello, risponde generosamente, però al di là di questo non si fa niente in più, non si fa niente in continuità. Con questo progetto noi proveremo a dare aiuto almeno a qualche famiglia con dei bambini. Potete cercare una sinergia con il CAV?
Sì, ma noi Il già, CAV c'è già che lavora, diciamo, a pieno ritmo per servire questo tipo di povertà. sì, ma noi infatti abbiamo già i contatti, così come l'abbiamo con voi, l'abbiamo anche con il CAV, su questo è sicuro, anche loro fanno, ci sono anche delle associazioni che si occupano di questo, quindi magari ogni tanto si sente che c'è qualche famiglia che adotta, tra virgolette, un bambino, una famiglia. E noi vorremmo che questo venga fatto in maniera costante. Ripeto, l'abbiamo fatto in passato, è stato un bel progetto che poi non ha avuto continuità. Sì. C'è stata una sorta di interruzione, stiamo riprendendo adesso vecchi pensieri, vecchi progetti per continuare a fare quello che alla fine possiamo. Un'altra cosa che abbiamo fatto e che stiamo portando avanti invece, a proposito di salute, abbiamo fatto una convenzione con il Banco Farmaceutico che va al di là della raccolta del farmaco, con il Banco Farmaceutico Nazionale, per cui noi facciamo una richiesta periodicamente in base alle donazioni che le aziende farmaceutiche ci propongono, di farmaci che possono essere utili a chi ce li chiede, perché purtroppo questo è un grosso problema e noi cerchiamo anche lì di tamponare dei vuoti che magari dovrebbero essere attenzionati anche da altri. Giovanna Cavaleri, è una società che si basa moltissimo sull'immagine, sulla costruzione della propria immagine. I giovani in particolare, mi rivolgo a lei come generazioni consapevoli, i giovani in particolare costruiscono queste immagini vincenti, queste immagini di bellezza, di forza, che molto spesso non rispondono comunque ad una realtà. Io le chiedo, questi giovani che voi incontrate nel vostro ruolo di professori, anche di educatori, la percezione che ne avete rispetto alla possibilità che possano affiancare un amico povero, indipendentemente dai vari status symbol che li caratterizzano, qual è? Cioè, se devono scegliere, loro scelgono un amico che comunque ha quell'immagine che spacca, oppure anche un povero ha la loro attenzione. Queste generazioni. Allora, qua mi mette in difficoltà perché, essendo insegnante, ho davanti i miei alunni quando parlo di questo. Il giovane può rispondere o in maniera eccezionale, che rispetto a un adulto con una generosità, soprattutto più piccolo è, più la generosità è senza misura, oppure può essere attratto totalmente. Da cosa può dipendere? Ecco, che cosa avviene? Sicuramente ci sono dei modelli che noi adulti diamo, quindi noi non possiamo parlare di giovani se non parliamo di adulti, e se parliamo con i giovani dobbiamo parlare con gli adulti. In questo caso mi riferisco per esempio molto ai genitori, cioè il modello, l'esteriorità è una cosa che più o meno tutti creiamo, e soprattutto in questo periodo storico particolare l'effetto social ha un effetto importantissimo. Ognuno di noi mette nel proprio profilo l'immagine più bella, più sorridente, ognuno di noi cerca di curare questo. Però accanto a questo andrebbe affiancato un ritornare a dei valori fondamentali. Allora la fragilità che magari emerge è quella proprio di andare a quell'interiorità, far scoprire delle esperienze nuove a dei giovani. Mi è capitato per esempio a dei ragazzi che avevano combinato qualche cosa a scuola, come punizione alternativa accompagnarli alla mensa, e là fanno l'esperienza più bella. Professoressa, andiamo di nuovo, voglio andare anche se non combino niente, voglio ritornare, e questa è la più bella risposta. Quindi questo è uno degli aspetti che va curato, che va attenzionato. E ripeto anche, e qua voglio dire qualcosa a voi come mittente, io ho notato, e l'ho notato in un servizio che avete fatto
ricordava un arresto per droga, se non erro, in cui c'è stata una spettacolarizzazione da parte di tutti i media tranne dal vostro. E avete anche spiegato perché non l'avete fatto, avete ricoperto quel ruolo che avete. Cioè i media e voi avete un ruolo importantissimo che purtroppo con l'andare del tempo, a causa di tutta una serie di motivi di audience, di gossip, di numeri, perché i numeri sono quelli che a noi interessano, il video, quanti numeri, quanti influencer ha, ecco, allora si risponde a un decadimento di costumi, di morale, di valori. Allora forse tutti ci dobbiamo riappropriare, compreso le emittenti, del ruolo, della responsabilità nella comunicazione, perché siamo tutti chiamati insieme ad educare. Assolutamente d'accordo. Noi siamo quasi in chiusura, però prima di chiudere vorrei che la regia mandasse in onda un breve frammento che abbiamo recuperato di Fratel Biagio Conte, che seppur ci abbia lasciato, ha lasciato questa terra, ma ha lasciato una grandissima eredità che si incastona benissimo in questo discorso e in questo contesto di questa sera che voglio farvi ascoltare. Dobbiamo ritornare ai sani principi, dobbiamo ritornare ai valori, dobbiamo ritornare alla morale, alla fratellanza, ritorniamo ad essere veramente tutti fratelli e sorelle, ad essere vicino, ecco, a chi soffre, a chi rimane indietro in questa società. Ecco, ritornare all'etica, al rispetto della natura, del creato. Dobbiamo essere veramente, ecco, tutti concordi, insieme, per cercare di non creare più questi muri di indifferenza, di egoismo, e basta questo accumulare materialismo, consumismo. Non serve, non aiuta, non torna bene. Invece donando si riceve senza fare distinzione. Concludiamo su queste bellissime parole. Sor Maria Grazia. Allora, io mi hai fatto fare un'escalation un po' sulla povertà in generale, un po' con l'economista, eccetera, quindi io ancora non sono riuscita ad entrare, diciamo, in quello che è il dettaglio della nostra associazione. La nostra associazione è a servizio di ogni povertà e quindi tentiamo veramente, diciamo, di dare le risposte concrete che partono dal cuore per cercare di essere la longa mano di Cristo nel rispondere a quella che è la povertà in quel momento, in quel frangente. Io voglio dire semplicemente una cosa: noi troviamo anche tanta difficoltà, l'unico mezzo, diciamo, per poter andare avanti, diciamo, come associazione a servizio di ogni povertà è il 5 per 1000, ma data, diciamo, un pochettino la proliferazione di tante associazioni Onlus, cioè mentre prima qualche cosa riuscivamo a raccogliere, adesso sì e no ci basta semplicemente per pagare l'affitto del magazzino, diciamo, che è adibito a mese della solidarietà, che sono sulle 800 euro al mese. Poi mettiamo in considerazione anche, diciamo, che c'è la carne che deve essere, non è mai meno di 2.000, 1.500, 2.000 euro ogni volta che andiamo a pagare, le bollette della luce, del gas e di tutto il resto, diciamo, cioè noi con i soldi del 5 per 1000 non riusciamo. Con i proventi che ci vengono dalla banca alimentare non riusciamo neppure, perché praticamente, ecco, è un cliché, diciamo, comune a tutte le associazioni, quindi spesso e volentieri arriva roba che a noi non serve, quindi e tante volte, diciamo, telefoniamo a quelli del CAV, venite a pigliare tutto quello che c'è in esubero. Ultimamente abbiamo avuto la grande, diciamo, problematica del pane. Mentre prima, diciamo, i fornai panificavano 2 o 3 volte al giorno, oggi non lo fanno più, per cui il volontario che fa il giro per andare a recuperare il pane del giorno prima e portarcelo il giorno dopo alla mensa arriva senza pane, e quindi significa che c'è una spesa che non è, diciamo, irrilevante. Sono 30 euro al giorno di pane che noi, ecco, metti 30 euro per 30,
sono già 900 euro, assolutamente non ce la spuntiamo praticamente. Quindi io vorrei semplicemente chiedere, proprio veniteci incontro. È vero che la generosità degli agrigentini è straordinaria, ma veniteci incontro aiutandoci a comprare il pane. Grazie. Marco Vullo, in conclusione. In conclusione vorrei confermare e affermare questo concetto fondamentale che è fare rete e quindi continuare su quel dialogo di quell'iniziativa fatta dalle suore di Porta Aperta nel periodo natalizio. E io ho predisposto in questi giorni un avviso pubblico rivolto a tutte le associazioni del terzo settore, agli enti caritatevoli, attraverso l'API cittadina Agrigento Comune Digital, che va verso un progetto da mettere in gamba insieme contro gli sprechi alimentari, un tema fondamentale e importante. Invito tutti a scaricare il modulo online e compilarlo e poi sederci attorno ad un tavolo che organizzerò a breve per poter parlare di questo tema, ma non solo di questo tema, e anche di altri temi. E un'ultima notizia, è opportuno dirlo, ne parlava poco fa il segretario, i municipi che non riescono a volte a dare qualcosa, siamo riusciti in extremis con il bilancio comunale di dicembre a sbloccare delle somme che andranno entro Pasqua a tutte quelle famiglie che avevano fatto richiesta di buono spesa e che sfortunatamente non l'avevano ricevuto, così come un aiuto per le utenze, e erogheremo circa 300.000 euro andando a toccare e ad aiutare ben 1.250 famiglie nel periodo natalizio. Sarà un piccolissimo contributo, ma che potrà servire per fare la spesa o per pagare le utenze. Giovanna Cavaleri. Io voglio condividere con voi una preoccupazione, più che utilizzo questa parola proprio nel senso etimologico. Noi dobbiamo occuparci delle cose prima che accadono. Preoccuparsi vuol dire proprio questo, non avere l'ansia, perché se non c'è una preoccupazione della società nei confronti dei genitori, nei confronti dei giovani, difficilmente di qua ce ne usciamo. Mi piace sottolineare che, anche se in maniera diversa, tutti i 5 ospiti che siamo qua abbiamo una passione, e questa passione è verso con degli occhi aperti, cioè dobbiamo stare attenti a non restare indifferenti. E la passione è proprio quella, è quella cosa che ti porta a non restare indifferente, a vedere, a accorgersi. Ci aggiungiamo anche noi a questa necessità di tenere gli occhi aperti. Accorgersi anche che l'altra associazione, che non è la mia, magari, in questo momento può essere supportata dalla mia. Ecco perché è necessario questo fare rete, aiutarci. Alfonso Buscemi. Le istituzioni devono prendere atto che siamo vicini alla rottura, siamo a un punto di non ritorno, e l'associazionismo, che in Italia è una cosa meravigliosa, non può e non riesce a sostituirsi alle istituzioni. Fa quello che può, ma non può sostituirsi. Allora le istituzioni devono comprendere, ritorno alle parole perché ci ha invitato a commentare con le parole fra Biagio, basta egoismi. Il nostro è un paese che ha una Costituzione meravigliosa, la quale recita che più ha, chi più ha, più deve dare. Allora, senza questa convinzione, se non la smettiamo con gli egoismi, con la presa di distanza degli ultimi, con l'autosufficienza, il nostro paese non regge. Allora, mentre in Francia succede quel che succede per una legge contestatissima, in Italia questa povertà, che è andata oltre i numeri dei 15.000 poveri tra assoluti e relativi, perché è del 2021, ma nel frattempo i guai continuano, e l'anno prossimo con questi strumenti che stanno mettendo in campo il governo nazionale, i poveri non avranno più neanche spazio nelle associazioni, e ci spiegava con conti alla mano da mamma di famiglia come non si riesce più a garantire neanche il pane. Allora io mi auguro che chi ha responsabilità di governo si rende conto che ormai la festa è finita anche per loro. Iosa Tedesco. D'Alessandro, buona importanza. Io mi sento di essere d'accordo con tutto quello che hanno detto loro, per concludere, perché la prima cosa da evitare e su cui lottare è stimolare le persone a non essere indifferenti, a non voltarsi dall'altro lato. E poi posso dire, e questa è proprio la mia esperienza personale,
che nel momento in cui si dona, e si dona a se stessi, il proprio tempo, il proprio lavoro, per cercare di aiutare gli altri è il massimo della gratificazione. Quindi vorrei invitare chi vuole anche a darci una mano, a dare una mano a Sor Maria Grazia con la Mensa della Solidarietà, a noi come volontari, e poi chi può dovrebbe dare di più, quindi un occhio agli ultimi, anche a quelli soprattutto che non si mostrano, che vengono in silenzio, che non chiedono e che bisogna anche andare a cercare. Basta bussare alla porta del vicino. Io ho proposto nel mio condominio, per esempio, di fare una spesa solidale. Ogni tanto mettiamo dentro un cartone un pacco di pasta in più, qualcosa in più, e questo può servire. Sembra una cosa banale, una piccola cosa, però è un gesto che sicuramente darà un segnale sia a chi riceve, ma soprattutto a chi dona. Grazie, noi concludiamo qui questo momento di incontro con i nostri ospiti, li ringraziamo perché ciascuno di loro ha portato veramente un contributo di esperienza, di attività sul campo, su un tema che veramente dovrebbe scuotere le coscienze di chiunque. Noi da parte nostra come redazione, come televisione abbiamo cercato di sollevarlo. Beh, poi a voi pubblico, ai giovani, a tutti coloro ai quali è indirizzato questo messaggio, se volete recepirlo, insomma, ci sarà una società migliore per tutti. Grazie e arrivederci.